Giusto, ma fare giusto. No, ma saltare. No, ma ti voglio dire, un ruolo che non ti impegna capisco che se lei ha abbandonato la seguire bene. La cosa vuol dire che è impegnosa. Vabbè, al limite non è bene. Allora ci spostiamo di là. Ti lasciamo campo libero. Dalla zona tranquilla in poi della classifica ci si trova in un tappeto elastico, una sola vittoria ti fa sognare, una sconfitta ti fa paura. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al comunale di Marineo, siamo nella provincia di Palermo e città di Casteldaccia Castelluccese, la 16ª giornata del girone B di promozione siciliana, sopra la zona playout, entrambe a 15 punti, sfida super delicata per i destini di queste due squadre che vivono momenti differenti. Casteldaccia che ha vinto soltanto una partita nelle ultime 5, Castelluccese che ha perso la prima dell'anno con la super giovane Castelbuono dopo aver collezionato 7 punti in 3 partite. Le due formazioni, città di Casteldaccia in maglia rosanero è praticamente quella del Palermo di una quindicina di anni fa, con i pantaloncini neri, 3-5-2 per Sebastiano Benforte, oggi che siede in panchina il presidente della città di Casteldaccia, che sostituisce Francesco Grimaudo, allenatore squalificato. Oggi sconta la seconda partita fuori dalla propria panchina. 3-5-2, una novità rispetto alla gara persa a Sant'Agata di Militello contro il San Fratello. Amorello in porta, in difesa da destra verso sinistra Di Benedetto Giglio, il ritorno dopo 4 partite di Nicola Petruzzelli. A centrocampo Fernandez, Ferrara, Chifari, Tomarchio alla seconda presenza da titolare assieme a Varvarà. Sull'esterno di sinistra in attacco Adelfio e Gnoffo. La Castelluccese risponde in maglia biancorossa, il 4-4-2 di Gabriele Cipolla, anche in questo caso un cambio rispetto alla scorsa partita, quella persa con la super giovane. C'è il debutto di Giuseppe Cavallaro in porta, portiere arrivato dalla Leonfortese. In difesa Arena di Giovanni Gennaro e Barberi, a centrocampo Tarantino, Rinaldi, Flauto e Giordano. La coppia d'attacco è formata da Santo Salerno e Santo Scarpinato, due elementi che da davanti danno assoluta qualità. Tutti comodi, inizia città di Casteldaccia, Castelluccese, punti pesanti questo pomeriggio al comunale di Marineo. Chiude subito Riccardo Barberi sull'avanzata di Salvatore Fernandez ed è rimessa laterale con la battuta di Fernandez a cercare i movimenti di Cristiano Adelfio, uno degli ultimi arrivi in casa Casteldaccia, oggi alla terza presenza. Pallone in fascia, lo passa Scarpinato ma non trova nessuno perché era terminato giù Salvatore Tarantino. Fa a botte Adelfio, colpo di testa sul cerchio di centrocampo da parte di Giglio, che lotta ancora contro Scarpinato. Avanza ancora Tarantino, guarda chi c'è dentro, c'è il cross in mezzo, cerca di levar via la difesa di casa, pallone fuori, rimessa laterale, subito diversa intensità in mezzo al campo per queste due squadre, buttate lì nella parte bassa di classifica. Avanza il Casteldaccia, la gestione di Gnoffo, cercava la verticalizzazione per Adelfio che subisce fallo, allo stesso tempo calcio di punizione. Anche un po' di grida da parte di Cristiano Adelfio.
attaccante classe 97, che deve fronteggiare tra gli attaccanti della Castelluccese uno come Santo Scarpinato, ma anche uno come Santo Salerno, che con questa maglia ha segnato più di 130 gol. È rimasto anche questa stagione con la maglia della Castelluccese, perché è nativo di Castel di Lucio, un piccolo borgo nella messinese di appena 1200 abitanti. Calcio di punizione, c'è Gio a battere. 4 in barriera, va Gio verso la porta, esce di poco, viene comunque incoraggiato dai pochi presenti qui al comunale di Marineo. Rimessa che deve effettuarsi nuovamente. Oggi l'arbitro è Enrico Corvaglia della sezione di Catania, assistito da Antonino Di Paola e Santi Campisi, anche loro di Catania. Fuori gioco per Scarpinato, totalmente in disaccordo con la decisione arbitrale. Lancio lungo verso Fernandez, anticipato da Barberi, che spazza ma trova la deviazione del terzino del Casteldaccia. Da questa settimana è cambiato l'orario ufficiale del calcio d'inizio delle partite, dalle 14:30 si è passati alle ore 15. Infatti, oltre a questa gara si stanno giocando le altre, con Lascari Cefalù Geraci tra i match in evidenza. Grande derby palermitano, prova la conclusione Fernandez, tacco di Scarpinato ma ferma tutto Di Benedetto. Il passaggio verso Gnofo, non c'è il controllo, avanza ancora la Casteldaccia, conclusione da fuori di Chifari, la parata di Giuseppe Cavallaro, che oggi si è preso il posto da titolare al posto di Avarello, che praticamente prima di questa partita ne aveva saltato soltanto una, quella che ha saltato però Franco. Oggi il posto è preso da Giuseppe Cavallaro, soltanto una presenza nella prima parte di stagione con la Leonfortese. Alla quinta giornata del campionato di eccellenza fu il 6-2 subito a Castellammare. Adesso la discesa di categoria per accumulare minuti. Calcio di punizione per la Castelluccese. Alla battuta Tarantino, in tanti a muoversi in area, colpo di testa provato, ancora il tiro debole che esce fuori da parte di Silvestro Gennaro. Una chance per parte, prima Gio su punizione, adesso Gennaro, anche se non c'era tanta potenza nella conclusione del difensore biancorosso. Amorello regala il pallone ai messinesi, pallone girato in fascia da parte di Scarpinato, ma anche in questo caso non c'era nessuno. Rimessa laterale, colpo di testa di Gnofo, c'è stato anche il tocco avversario, con la rimessa per il Città di Casteldaccia. Colpo di testa di Barberi, sponda da parte di Scarpinato, avanza Salerno, Salerno limite, ancora Santo Salerno, un po' fermato con la spinta da parte di Fernandez.
la prima sgasata del giorno per Santo Salerno, che reduce da un momento veramente d'oro. Segnato un poker contro il Villarosa nelle ultime 4 partite, 9 gol, l'ultimo segnato con la Super Giovane. Il momentaneo vantaggio, poi ci fu la rimonta dei Madoniti. Si riparte da Giovanni Amorello, altro portiere che inizialmente non ha giocato tantissimo, ha fatto panchina nella prima parte di stagione del Casteldaccia, adesso titolare. Conclusione provata da Adelfio, cercava il secondo palo, diagonale anch'esso debole per impensierire il portiere della Castelluccese, che non sta vestendo una vera e propria maglia di gioco davanti alla casacca, quindi senza numero. Eccolo qui, Giuseppe Cavallaro. Barberi, lancio lungo in mezzo a Scarpinato e Salerno, rimpallo vincente per Giordano, e nuovamente rimessa laterale. Barberi, Flauto, guarda in mezzo a cercare Scarpinato, il pallone rimbalza verso il fondo. Decimo di questo primo tempo, sempre 0-0. Si preannuncia una lotta fino alla fine per la conquista della vittoria. Si continua, Gnoffo, calcio da fuori, pallone che finisce alto. Forse un po' egoista qui Domenico Gnoffo, pensato subito alla conclusione. Intercetto di Gianluca Flauto, la alza poi Fernandez, Gnoffo prova la sponda, c'è il fallo su di lui. La punizione è interessante adesso, quella conquistata dal Casteldaccia. Castelluccese che va a parlare con l'arbitro sulla concessione di questa punizione. Il fallo da parte di Flauto, e andrà proprio Gnoffo alla battuta, 5 in barriera. Adesso 4, perché Flauto ha preso il posto di un compagno. Va Gnoffo direttamente sulla barriera che mura Fernandez di testa contro Salerno. Fernandez calcia senza indirizzare lo specchio della porta. Barberi, Rinaldi, il servizio per Giordano, Flauto gira per Scarpinato in profondità verso Salerno, un po' di spazio per andare avanti, ancora Salerno si accentra, Salerno calcia male, voleva il piazzato verso il secondo palo, è uscito un passaggio anche impreciso. Nuova proposta, l'uscita di Amorello dopo il pallone calciato da Di Giovanni. Pallone altissimo, il colpo di testa di Giordano
si muovono tantissimo Salerno e Scarpinato, soprattutto in fase di recupero. Gennaro dietro per Cavallaro, l'aggancio provato da Rinaldi, avanza la Castelluccese, ancora Rinaldi in mezzo, secondo palo, Salerno, l'intervento di Amorello, prima grande chance della partita con Santo Salerno. Azione costruita benissimo dalla Castelluccese con il pallone che è arrivato in modo molto buono per Salerno. Ipnotizzato dal classe 2003 Giovanni Amorello. Tarantino a chiamare lo schema, pallone in mezzo sul primo palo, intervento di Gnoffo, ancora Tarantino, cross sul sinistro, allontana la difesa del Casteldaccia, l'alzata di Gennaro, si ritorna da Arena, Scarpinato, guarda chi c'è in mezzo, cross un po' così, il pallone arriva comunque, Salerno in profondità, liscia Fernandez, il tiro sul secondo palo, Scarpinato a un passo anche lui dal gol, il liscio di Fernandez decisivo per far andare al tiro Santo Scarpinato. Niente da fare per la Castelluccese che con i suoi due attaccanti ha trovato due grandi occasioni, prima Salerno, poi Scarpinato. Giù, Salvatore Giglio, fallo di Scarpinato. Calcio di punizione per i palermitani. Battuto proprio da Giglio, che ha sfiorato il gol su punizione diretta nei primi minuti. È stata questa al momento la chance più importante per la città di Casteldaccia. La battuta a cercare la testa di Alessio Giordano, altro giovanissimo in campo, 2005. L'alzata di Ferrara, pallone che rimbalza davanti alla porta, preso da Cavallaro. Di Giovanni, la sponda di Rinaldi, passaggi rapidi con il recupero del Casteldaccia, il destro-sinistro di Nicola Petruccelli, avanza adesso Tomarchio, giù assieme a Di Giovanni. Giglio, controllo imperfetto con il petto nel lancio profondo di Giordano, poi mette sul secondo palo Salerno, ancora Scarpinato a cercare il pallone in aria, pallone sul fondo, calciato da Tarantino. Con la partita che si sta indirizzando su un binario favorevole alla Castelluccese, perché le occasioni crescono. Certo, questa qui meno importante rispetto alle altre, ma sono comunque segnali. La battuta di Nicola Petruccelli, Adelfio non controlla, si ritorna da Cavallaro, corto Barberi, pallone che scorre a cercare Salerno.
ce l'ha rimessa per la Castelluccese. Barberi scambia con Scarpinato, poi nel lancio va a trovare Fernandez. Il recupero di Gio, avanza sempre Fernandez, finisce giù senza fallo. C'è la Castelluccese con Salerno che apre al solito verso la fascia di destra. C'era Tarantino in questo caso, giù Arena con il fischio dell'arbitro e calcio di punizione molto importante per la squadra di Cipolla. Si deve aspettare l'ok dell'arbitro. Alla battuta Salvatore Tarantino. Va Tarantino basso, la va a prendere Chifari, cerca di allontanarla, ci pensa alla fine Varvara. Che l'ha buttata fuori il campo, quindi in mezzo alla natura. La rimessa laterale con Flauto che perde il possesso, poi trattiene la maglia dell'avversario per un bel po' di metri. Viene richiamato dall'arbitro Gianluca Flauto. Graziato Flauto. Non lo fare più, detto l'arbitro. Lancio lungo, sponda cercata da Gnoffo che lotta ancora, che lamenta. Poi il tiro da parte di Fernandez, la parata in due tempi di Cavallaro. All'improvviso è arrivato il tiro fitto, potente di Fernandez. La scivolata decisiva sempre di Fernandez. Casatissimo. Salerno dietro per Rinaldi. Barberi a mettere avanti, cambia tutto, a cercare i movimenti di Tarantino. Flauto, apertura con la sponda di Tarantino, altro cross respinto con Arena che adesso si ferma. Varvara la riceve perfettamente Rinaldi, proposta in avanti, batti e ribatti in questa fase con l'uscita, palla al piede di Benedetto. Fernandez a puntare Flauto, si affida a Di Benedetto, il pallone arriva in mezzo al campo per il tiro dalla distanza di Giuseppe Tomarchio. Anche questo pallone largo. Rinvio lungo sarà per Cavallaro, fintato il passaggio corto, non proprio bellissimo, se la cava comunque a Castelluccese con il rinvio di Barberi. Flauto serve dietro Giordano, apertura, c'è il controllo regolare secondo l'arbitro. Giordano, l'apertura per Francesco Arena, gli scambi
con Arena che non va più avanti, e allora la scivolata nel tentativo di fermare l'avversario. Altro calcio di punizione, si chiede il cartellino giallo nei confronti di Arena, solamente punizione per il Città di Casteldaccia. Ormai siamo arrivati alla metà di questo primo tempo. C'è equilibrio. La battuta di Chifari, colpo di testa di Arena. Rinaldi guarda profondo, la corsa di Salerno, 1 contro 3, cerca di metterla in mezzo, la chiusura di Varvara. Calcio d'angolo con Tarantino che non se la prende proprio comoda. C'è il gol intanto della Sant'Angiolese, 1-0, rigore di Mastriani, colpo di testa, il gol di Santo Salerno su azione d'angolo. La Castelluccese si porta in vantaggio con il proprio bomber, sono 10 nelle ultime 5 partite per questo giocatore infinito come Santo Salerno. C'è ancora Salerno, primo palo sullo stretto, Salerno non passa più, poi il pallone ribattuto in piena area di rigore. C'è il fuorigioco da parte di Adelfio, si continua per la non conquista del pallone. Pallone in fallo laterale. Come dicevamo, c'è stato il gol della Sant'Angelese contro il San Fratello, 1-0, il rigore trasformato da Francesco Mastriani. In campo anche Gorgogna Delia e Pro Falcone, assieme agli altri match, Lascari, Cefalù, Geraci, Gioiosa Aspra. Invece è stata rinviata per neve la sfida tra Mistretta e Villarosa. Presumibilmente si recupererà questo mercoledì. Pallone salvato da Salerno, messo giù da Scarpinato. L'impatto è stato duro, giù. Scarpinato. L'arbitro, l'assistente poco fa sotto la bandiera che era fuori gioco, dovrebbe guardarlo l'arbitro. Tanto, chi è l'arbitro? Non lo fa l'assistente, ha sotto la bandiera che era fuori gioco, non lo vedo. È arrivato il pareggio del San Fratello, 1-1 immediato. Partita che tra l'altro si sta giocando a Sant'Angelo di Brolo. Per la prima volta nella stagione la Sant'Angiolese fuori dall'Enzo Vasi di Gliacca di Pirano, anche perché si sta giocando il Gioiosa lì. Non c'era la possibilità di anticipare il match, dato che ieri si è giocata la Nasitana in prima categoria. È stato Giadama a segnare il gol del pareggio del San Fratello. Qui il Castellaccio ci ha provato, ma ancora una volta senza precisione. A questo punto Salerno sale al terzo posto in solitaria della classifica marcatori del girone, scavalcato Velardi del Geraci, salito a 13. Eccolo qui, Salerno con l'esterno, cercare sempre Scarpinato, poi allarga Giordano verso Flauto, si ritorna dietro da Barberi, Flauto, Giordano, Barberi, scambi rapidi, poi Barberi in scivolata,
La rimette in alto Simone Di Benedetto, la sponda di Giovanni, riparte il Casteldaccia in velocità a cercare Adelfio. Pallone salvato da Tarantino, ma un passaggio per gli avversari. In realtà era uscita con la rimessa. Battuta adesso di Giovanni, anche rischiando di far male. Altra rimessa lunga, colpo di testa a schiacciare. Vantaggio della Gioiosa, segnato Tranchitta contro l'Aspra. Lo scatto di Ferrara, giù, senza fallo, recupera Barberi. Giordano, fallo, questo sì è gravissimo, di Fernandez, ammonito l'esterno del Casteldaccia. Fallo da dietro. Entra così in diffida Salvatore Fernandez. Barberi con Di Benedetto, prendere il pallone, altro fuorigioco fischiato dalla terna. Scarpinato ne sta dicendo di tutti i colori l'arbitro ai guardaline. Si cerca Gnofo come al solito, colpo di testa preso da Giordano. Salerno profondo più sul portiere che su Scarpinato. Varvara, scivolata un po' vuoto di Rinaldi, rimessa per il Casteldaccia. Questa qui è stata la segnalazione dell'arbitro, poi il guardaline ha sbandierato verso la porta di Amorello, quindi a favore della Castelluccese. Misunderstanding. L'aggancio di Cristian Ferrara, chiuso da Barberi. La rimessa è della Castelluccese. Anche in questo caso l'arbitro ha cambiato idea. La sponda con Gnofo che riceve Chifari sullo stretto dalle parti di Tomarchio. Varvara, Arena, la prende lui, la protegge, cerca di palleggiare per spazzare, ci riesce. Rinaldi, colpo di testa di Tarantino, scambiano i due, ancora Rinaldi a correre. Tutto regolare, Fernandez a terra assieme a Rinaldi, pallone fuori. Fernandez probabilmente voleva un calcio di punizione. Si continua regolarmente. Gnofo passa a Chifari. Varvara chiuso da Arena. Chifari stava perdendo l'equilibrio, ci pensa Flauto a rispondere. Ancora in fallo laterale. Ancora deve arrivare la risposta concreta da parte della città di Casteldaccia. Tomarchio gli sta addosso Gennaro, ancora Tomarchio cerca di vincere un rimpallo, poi è fischiato il fallo in attacco.
Punizione battuta lunghissima, l'aggancio di Gio atterrato. Punizione conquistata anche dal Casteldaccia. Va a Gio, colpo di testa di Adelfio, per nessuno, doveva essere per Ragnofo. Niente da fare. Salerno verso l'interno, altro passaggio, altra giocata simile alle precedenti. Gnoffo, fallo su di lui. Posizione centrale verso la porta. Sempre Gio alla battuta. Il capitano del Casteldaccia. Barriera folta della Castelluccese, sono in 5. Si va. Si carica Gio, ancora sopra la traversa. Secondo tentativo. Sempre su calcio di punizione da parte di Gio. Arbitro che interviene sul rinvio di Cavallaro. È stato avvisato il portiere della Castelluccese di aver perso tempo. Terna arbitrale che non si sta intendendo molto. Anche in questo caso la rimessa inizialmente è stata data alla Castelluccese. Fernandez, rimessa laterale, Gnoffo, colpo di testa all'indietro, se la chiama Cavallaro. Nel frattempo ha iniziato a piovigginare qui a Marineo. Tempo instabile, punto freddo nella provincia di Palermo questi giorni. Flauto, Salerno, aggancio non perfetto, il pallone che gli è capitato addosso. Meno di 10 alla fine del primo tempo. Attenzione al rinvio un po' maldestro di Cavallaro. L'attacco di Adelfio, scarpinato fuori gioco nel momento dell'aggancio. Punizione da ribattere. Ferrara, apertura, colpo di testa provato da Tomarchio. Si è trovato lì senza nessun compagno attorno. Rinaldi, Flauto, sponda rapida anche con il no look per Giordano che si accentra sempre di più, poi calcia
stortissimo. Ci ho voluto provare il classe 2005. Under in campo assieme allo stesso Cavallaro, che è un 2003. Gnoffo stacca, Nicola Petrozelli arriva scarpinato, ma non vince il rimpallo in maniera regolare. Fernandez, Vita Giordano, corre Ferrara. Il filtrante per Adelfio, mette in mezzo, libera l'area di Giovanni. Ancora Giordano per Salerno, troppo lunga. Ritorna dietro di Benedetto per Amorello. Un po' a vuoto di Giovanni. Allora Gnoffo cercava di andare avanti. Si è trovato Gennaro a chiudere il campo visivo dell'attaccante del Casteldaccia. Doppietta di Mastriani, il 2-1 della Sant'Angelese contro il San Fratello. Il solito Chifari a battere, morbido, colpo di testa, si cerca ancora il passaggio, poi Gnoffo consegna di fatto il pallone a Cavallaro. Il solito rinvio alto dal portiere della Castelluccese, colpo di testa di Tomarchio, calcio di punizione, fallo su di lui. Battuta lunga, giro di testa, il pallone libero per Adelfio, tiro murato nel cuore dell'area di rigore. Non era potente, però stava per dare fastidio. Pareggio del San Fratello, 2-2. Opportunità per il Casteldaccia. Passaggio impreciso per Fernandez. Rinaldi messo giù irregolarmente da Adelfio. Segnato Praticò per il San Fratello. Intanto c'è anche il vantaggio a sorpresa del Lascari Cefalù sul Geraci, la rete di Sferruzza. 1-0 al Santa Barbara. Si continua a giocare intanto dopo l'atterramento di Arena. Salerno a puntare Fernandez. Salerno apre verso Tarantino, colpo di testa di Varvara, sì, e calcio d'angolo. Manca poco alla fine del primo tempo, la Castelluccese ne vuole fare un altro per mettersi di più al sicuro. Si tentenne un po' per la battuta, leva via Gio.
Pazza la difesa, Ferrara, spalle alla porta, anche se lontanissimi ovviamente. Serve a Morello, il rilancio, colpo di testa di Rinaldi. La proposta di Adelfio per Fernandez in posizione regolare, va a superare Barberi, calcia Fernandez oltre la traversa dopo l'avanzata personale. Altra opportunità per il giovane esterno, ma è rimasto a terra un giocatore del Casteldaccia totalmente dall'altro lato. Altra opportunità per Fernandez dopo il tiro basso centrale su Cavallaro. Tutto ok per Adelfio. Prima, adesso Ferrara a tornare regolarmente in campo. Pallone regalato a Scarpinato. Giglio chiude. La consegna di un servizio che poteva far male alla Casteldaccia in piena area, calcio d'angolo. La battuta di Tarantino, secondo palo, c'è la deviazione, non è gol, colpo di testa di Salerno e la parata di Morello a un passo dal raddoppio. La Castelluccese, salvataggio sulla linea. E nuovamente il gioco si deve fermare. Nel frattempo ha raddoppiato il Lascari Cefalù contro la capolista Geraci. Il gol di Mocciaro. Si è rialzato intanto Santo Scarpinato. Deve uscire momentaneamente fuori l'attaccante della Castelluccese. E finisce il primo tempo dopo praticamente 50 secondi di recupero. Castelluccese avanti, sta decidendo la rete di testa di Santo Salerno su azione di calcio d'angolo. Primo tempo leggermente più a favore della Castelluccese, con le occasioni di Salerno e Scarpinato prima del vantaggio. Arrivato sempre con il bomber al 15° gol in stagione. Il Casteldaccia ci ha provato soprattutto con Fernandez sullo 0-0, ma anche dopo lo svantaggio, anche due opportunità per Giglio su punizione diretta, ma senza inquadrare lo specchio della porta. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo di Città di Casteldaccia Castelluccese. Se funziona mi fa un 10. La macchinetta? No, non penso. Amici di Sportisti, appassionati di calcio a 5, ben trovati al Tocia Stadium. Di fronte Palermo Calcio a 5 e Mistral Carini Puzzolino. Il cambio gioco sbagliato, interviene affaticato, poi la conclusione e il gol da parte di Gianbanco. Neanche un minuto di gioco, passa a condurre Gianbanco. Palla per Sarta che sul lato corto dell'area serve Gianbanco e il gol del 2-0. Ancora in gol Gianbanco. Punizione, la palla di Dio. La conclusione del gol del 3-0. Beffato lo buio sul primo palo. C'è la
Punizione con lo schema Sarta, la palla dentro, tutto troppo facile e Fiorentino ringrazia. 4-0. C'è il fischio, parte Moncada con il destro, realizza 4-1. È partita che assume connotati diversi. Gianbanco, il lancio a trovare Giuliano, passa su Moncada ma il campo finisce e allora rimessa, poi palla persa però, allora Giuliano per Felicello che trova il gol. 5-1. Moncada, palla per Garicca, finisce la partita. 5-1 per il Mistral Carini contro il Palermo Calcio a 5. Dopo un mese torna a giocare in casa il Villarosa per la prima volta nel 2023 al Comunale e Villarosa Gorgonia Delia, appaiati in classifica 16 punti e alla ricerca dello sprint per avvicinarsi alla zona playoff. Buon divertimento amici di Sportisili da Fausto Signorelli. Gustavo in pressing, il lancio abbastanza basso qui del portiere, mentre come sentite il pubblico ospite si fa sentire. C'è il Gorgoni in aria, attenzione alla conclusione, la grande parata di Amico, sbaglia anche Keita, attenzione adesso alla Gorgonia, ottima palla in avanti a cercare Di Leo, ancora una volta da Amico, poi arriva Genova che la mette dentro in qualche modo, fischia l'arbitro. Di Salvo direttamente in porta, era una buona idea. Siamo un 4-3-1-1 con Cimino che sta parecchio dietro a Gustavo, attenzione però alla palla che è in area di rigore, domestica qui Di Leo che rientra e calcia ancora da Amico, una grandissima parata. Gustavo anticipa bene l'avversario, attenzione a Gustavo, davanti solo il numero 6, la conclusione, la grandissima parata, poi arriva con un attimo di ritardo Bangura, deve correre Keita, puntare all'avversario, Keita va al cross, è buono per la conclusione dal centro dell'area di Ferrara, parte il cross, buono, colpo di testa. C'è nessuno a chiudere l'azione sul secondo palo, qui però con eccessiva libertà ha saltato Gracci. Keita basso, è un passaggio, l'idea era anche buona, non trova nessuno. Giorgio, in corsa anticipa Bangura, buona la giocata del 2 che serve tutto solo Di Leo, alta. Qui la conclusione, Sondini, Mardi, cercare Cimino, posizione regolare, Cimino, parata di Sondin, Di Maria, Camera proprio per Mussa, esterno, prima intenzione, cercare Gustavo, supera l'avversario, Correnti, fuori. Ancio. Attenzione, la palla dentro per Genova. Passa in vantaggio all'87esimo. Il Gorgonia Delia. Errore della difesa del Villarosa. Calcio d'angolo. Parte il cross, è buono, colpo di testa a allontanare, finisce in questo momento 1-0 per il Gorgonia Delia, la rete di Genova all'87esimo.
Secondo tempo di Città di Casteldaccia Castelluccese con il gol di Salerno che sta conducendo i messinesi alla vittoria, ma ci sono 45 minuti da giocare con Salerno che adesso allarga dall'altro lato per Giordano che finisce giù, non c'è nulla nella zona del lato corto dell'area di rigore. Si ripartirà da Amorello che difende i pali della Città di Casteldaccia 3-5-2 con il presidente Benforte in panchina. Grimaudo è squalificato in difesa di Benedetto, Gio e Petruzzelli, Nicola Petruzzelli, perché c'è anche Carmelo Petruzzelli alla prima convocazione oggi che siede in panchina. Seguiamo intanto questa azione con il pallone che viene girato dall'altro lato. Rinaldi calcia col sinistro, in caduta il raddoppio della Castelluccese con Santo Rinaldi in apertura di ripresa. Porta i messinesi sul 2-0. Il gol di Rinaldi dopo quello segnato da Salerno. Non vogliamo, raga! Non vogliamo! Duro colpo questo per il Casteldaccia. Che in apertura di ripresa deve ragionare in ottica rimonta da 2 gol di svantaggio. Dicevamo la formazione dei palermitani con Amorello in porta, Di Benedetto, Gio e Nicola Petruzzelli in difesa, Fernandez e Ferrara, Chifari, Tomarchio e Barbara a centrocampo, Gnoffo e Adelfio in attacco. Castelluccese invece con il 4-4-2 di Gabriele Cipolla, Cavallari in porta, in difesa Arena di Giovanni, Gennaro e Barberi, centrocampo Tarantino, Rinaldi, Flauto e Giordano, in attacco la coppia formata da Salerno e Scarpinato. Fallo sull'autore del gol del 2-0 messinese, Santo Rinaldi. Campionato per Santo Rinaldi, ne ha fatti 2 alla quinta giornata nel 4-4 pazzissimo contro la Gorgonia Delia, di cui uno su rigore, poi ha segnato di nuovo la trasferta di Mistretta, qui la Castelluccese vinse per 2-0. Tornato a segnare dopo un bel po' di giornate Santo Rinaldi. Tarantino verso l'interno del campo, Flauto gira, Castelluccese che con il gol del raddoppio in apertura di ripresa molto più sciolta, più spensierata. Altro cross e Sciamorello un po' vuoto, c'è l'appoggio in porta di Santo Scarpinato, sempre lui, anche lui torna a segnare dopo tantissimo tempo. Immediatamente la Castelluccese si porta sul 3-0 con il più facile dei gol, Santo Scarpinato. L'abbraccio con i compagni da parte di Santo Scarpinato con il gol numero 7 in stagione, non segnava dalla 6ª giornata, sempre dal quel 2-0 a Mistretta. Adesso segna il gol del 3-0 contro il Città di Casteldaccia. Nel frattempo ha pareggiato l'Aspra Agliaca di Piraino con il Gioiosa 1-1.
E cambio. Nella città di Casteldaccia esce Tomarchio, al suo posto Barranca. Prima sostituzione per Benforte. Potrebbe cambiare qualcosa dal punto di vista tattico, dato che Barranca un esterno di destra. Tomarchio oggi ha giocato sull'interno di sinistra a centrocampo. Calcio da fuori Barberi e realizza un grandissimo gol. Riccardo Barberi, come se l'ha inventato all'improvviso. La Castellucese che segna 3 gol nel giro di 5 minuti. Riccardo Barberi, magia assurda, 4-0 per la Castellucese. Amorello arrabbiatissimo con i suoi. 4-0 per la Castellucese. La partita è cambiata totalmente questo inizio di secondo tempo. Incredibile. Casteldaccia che non ha avuto modo di rispondere dopo i gol di Rinaldi e Scarpinato. Adesso un colpo incredibile da parte della classe 98, Riccardo Barberi. Arena l'appoggio di Rinaldi, rimessa ancora per la Castellucese. Tarantino, Flauto. Si ritorna dietro da Di Giovanni, che ha sofferto un po' nel primo tempo, poi con un vantaggio di questo tipo insieme ai compagni può vivere vita migliore. Gnoffo da fuori, si abbassa il portiere, spazza via Barberi. L'opportunità per il Città di Casteldaccia con Gnoffo. Nel primo tempo non ha centrato la porta, adesso trova la parata bassa da parte di Cavallaro. Chiamato lo schema, pallone altissimo, colpo di testa provato verso la fascia, rimessa però Messinese. Arena, trova Rinaldi, Tarantino, il passaggio di Scarpinato dall'altro lato. Flauto, sponda, non ce la fa Scarpinato. Prima di lui Simone Di Benedetto. Fernandez, Ferrara dietro da Gio. Di Benedetto, Barbara per Ferrara, il giro palla della Città di Casteldaccia. Calcio profondo, si cerca Delfio, esce Cavallaro, la prende, ma ad anticipare l'attaccante dei palermitani. Di Giovanni, Tarantino, porta palla, si rifugia dietro sempre da Flauto. Il tocco da parte del nuovo entrato Barranca. Altra rimessa per i biancorossi. I biancorossi, ancora loro.
Tarantino si va a servire Francesco Arena che guarda profondo, il tocco da parte di Rinaldi, Scarpinato al volo. Cercato anche lui il gran gol. Ne è uscito tutt'altro. Ci pareva alla Robertino Carlos. Come è mellato pallo Mi compro un Rambo. Ferrara. L'anticipo di Scarpinato, si va dietro. Flauto, avanza Santo Salerno. Non si trova con Tarantino, ma lotta ancora nel recuperare il pallone contro Varvarà. Esce palla al piede Gio. Lancio lungo di Giovanni a vuoto, c'è Adelfio, prova a superare Cavallaro con il tunnel, Gnoffo fermato da Di Giovanni, poi Cavallaro a modo di prendere il pallone, Gnoffo rimane giù, l'arbitro ferma il gioco. Altra opportunità per il Casteldaccia. Intanto Tarantino e Scarpinato Stiamo vincendo con 6-0. si parlano in attacco per Ancora sta il... le intenzioni che non ci sono state nei minuti precedenti. Ancora il nostro telecronista Rambo. Gian Rambo. Ancora lui con questa Pallone spazzato. molto eterosessuale. Che più bontà. Chifari, Ghifari, ancora lui Ghifari. Varvara, palla al piede nuovamente per Alessandro Chifari, si cerca Gnoffo, spara alla porta, il colpo di testa si trovava però in fuorigioco. Calma, che vinciamo 4-0, calma, non tocca via giù Stanno iniziando ovviamente i secondi tempi delle altre partite. C'è il Lascarice fallo in vantaggio, 2-0 sulla capolista Geraci, sempre 0-0 invece tra Gorgonia, Delia e Pro Falcone, 2-2 in Sant'Angelese e San Fratello e 1-1 tra Gioiosa e Aspra. Lanciato Salerno, posizione regolare, face to face col portiere, Salerno lo scavalca, segna il gol del 5-0, doppietta per Santo Salerno che sale così a 16 stagionali. E solita esultanza Città di Casteldaccia che lamenta il fuorigioco. Non c'è stato secondo la terna catanese. 5-0 per la Castelluccese, il gol di Santo Salerno. Cambio nella Castelluccese, esce Scarpinato, Esce Scarpetta. al suo posto Milia, attaccante per attaccante, non cambia nulla dal punto di vista tattico. Tanto ha segnato la Gorgonia Delia 1-0 contro la Pro Falcone. Vai. Oggi ne vogliamo il 6-0. Dopo ti davanti con non saccare. Cioè, possiamo tenere con me. Vogliamo il 6-0. Non ci si aspettava questo tipo di vantaggio dopo la fine del primo tempo. Un primo tempo equilibrato, leggermente a favore per la Castelluccese, con le occasioni create, le occasioni avute sia da Salerno che da Scarpinato. Questo inizio di ripresa shock per la Città di Casteldaccia, avanza Fernandez, Chifari, pallone servito largo, ancora Fernandez, diagonale verso il secondo palo, decisamente il più pericoloso nel Casteldaccia, Salvatore Fernandez.
Facciamo la prova. con un tiro verso la porta, un altro più pericoloso, questo qui, giusto per dare il segnale ai compagni. Esce Flauto, altro cambio per la Castelluccese, dentro la cake. ancora però non si va. Flauto allora No, chi dobbiamo essere? si va a fare qualche altro minuto, il cambio rimane comunque pronto. Milia, eccolo qui, nuovo entrato, altro dribbling nei confronti di Chifari. Barberi verso Giordano, la protezione di Nicola Petruzzelli. Adesso si va con l'uscita da parte di Gianluca Flauto. Al suo posto Solaro. Non giocava da 2 partite Solaro, ma intanto gli animi si accendono con Gnoffo a voler parlare con Salerno. Gli animi rimangono accesi. Mezzo al campo. Solaro che di recente ha scontato una squalifica. Buonasera. Adesso torna a disputare minuti. Cambio anche nel Casteldaccia. Esce Gnoffo, che probabilmente è stato richiamato per il dialogo acceso con gli avversari che si è sviluppato poco fa. Al suo posto entra Falconeri, alla seconda presenza con la maglia del Casteldaccia questa stagione. Debuttato da titolare contro il San Fratello, uscito nell'intervallo, adesso altra ispezione di gara per lui. Gio pronto alla battuta della punizione. Il lancio lungo, se la chiama Cavallaro, poi il salvataggio di Arena in calcio d'angolo. Non arrivano le occasioni vere e proprie per il Città di Casteldaccia, ma arrivano più che altro palloni insidiosi. Battuto corto, l'angolo, Ferrara, cross verso la direzione di Falconeri. Pallone lungo. La battuta, pallone in area, messo di testa fuori da Gennaro. Parte la battuta dell'angolo, Arena libera, anche lui di testa. Varvarà, il prolungamento di Adelfio, calcia Gio, alto, nessuna deviazione sul suo tentativo. Si ripartirà dalla rimessa dal fondo per Giuseppe Cavallaro. Il rinvio dell'ex leonfortese, altra proposta lunghissima, e la presa del classe 2003.
facendo un recap, la doppietta di Salerno e poi gol di Rinaldi Scarpinato, il super gol di Barberi. Propone Giordano su Nicola Petruzzelli. La rimessa. Milia preferisce tornare indietro. La proposta ribattuta da Giglio. Pallone passato da Falconeri a Delfio. Gira dalle parti di Barranca. Il cross di Barranca, colpo di testa provato da Falconeri. Pallone rimane nell'area piccola, raccolto da Cavallaro. Inizia a provarci un altro dei nuovi arrivi. Falconeri. L'aggancio di Tarantino, si va da Milia, sale Arena, cross basso, primo palo, libera Giglio. E nuovo cambio. Nicola Petruzzelli protegge, non si va a prendere però la rimessa laterale. Ha accorciato il Geraci a Cefalù, il gol di Marrone, 2-1, sempre in favore del Lascari Cefalù. Lancio profondo a cercare Falconeri, l'appoggio di Arena per Cavallaro. Un po' demotivato il Casteldaccia, a seguito di questi 5 gol presi oggi. Passivo abbastanza pesante. Il calcio di Benedetto dimostra la frustrazione. Arena per Milia, passaggio in mezzo, lo prende comunque Solaro. Orlando va a prendere Giglio. Fallo subito da Ferrara. E nuovo cambio per la Castelluccese, esce Giordano. Al suo posto entra Messina. Giocato soltanto 2 minuti nelle ultime 3 partite, adesso 20 abbondanti per Mario Messina. Che prende il posto del classe 2005 Giordano. Partita molto buona da parte sua. Sale Messina, si fa scontrare con Giglio. Pallone pieno, il rinvio di Amorello, trattenuta. Con la punizione per la Castelluccese, fuori gioco però di Salerno. La bandierina alzata del guardalinee. Vergognoso! Santo bacio, ma tu detto che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Negata la tripletta a Santo Salerno. Di nuovo lui in possesso di palla, sale ancora Salerno dal limite 2, gli stanno addosso, la chiusura pulita di Benedetto. Non la chiamano qui,
Pallone in verticale, Salerno stavolta è regolare la posizione, scavalca ancora una volta il portiere, non si va a prendere il calcio di rigore, ciò che sperava l'attaccante della Castelluccese, che si dispera tantissimo, incredulo al massimo nella decisione dell'arbitro. Niente da fare per Salerno. Intanto il Casteldaccia ne approfitta, ma si trova in fuorigioco Nicola Petruzzelli. Castelluccese, nonostante l'ampio vantaggio, continua a giocare. Ha superato il record, se così possiamo chiamarlo, di gol segnati all'interno di una partita contro il Villarosa, contro la Gorgonia Delia e anche contro il Mistretta nel primo turno d'andata di Coppa. 4 gol in queste partite. Oggi è salita la squadra di Cipolla a 5. Ancora c'è un quarto d'ora. Regolare quell'intervento con Gio protagonista. Scivola Ferrara, sfortunato, la prende Gio, anche lui giù. C'è il fallo secondo l'arbitro da parte di Messina. Batte Gio in verticale, spalla alla porta, Chifari mette largo per Nicola Petruzzelli con Barranca, che ha cercato di gestire anche lui il pallone. Pallone lungo, Adelfio propone, ma per Cavallaro. Gio giù, regala il pallone però a Solaro. Salerno la chiama Milia dall'altro lato, bloccata però la Castelluccese. C'è cambio per Cipolla con Tarantino che stava uscendo, ma è stata battuta la rimessa laterale. Allora si va avanti. Arena non trova nessuno, c'era Messina più defilato. Infatti ci sono le scuse verso il numero 16 della Castelluccese, Mario Messina, che fa parte anche della squadra juniores dei messinesi. Non va Ferrara, la Castelluccese riparte in 3. Salerno fermato da Gio. Lancio lungo di Nicola Petruzzelli, l'appoggio di Arena, lo scambio che funziona. Varvarà, Ferrara a superare Solaro, lo scambio con Chifari che si comporta un po' da attaccante aggiunto. Lanciato Salerno, posizione regolare, Salerno davanti il portiere, non sbaglia e segna così il gol del 6-0, pallone a casa per Santo Salerno e tripletta per l'attaccante della Castelluccese. Cambio da una parte e dall'altra.
Esce Tarantino nella Castelluccese, al suo posto Trapani. Esce Chifari nella città di Casteldaccia, al suo posto Schiavo. Ho registrato come così. Dentro dunque Domenico Schiavo, tornato a disposizione dopo 2 partite. Salerno invece rimane in campo nonostante la tripletta, come in occasione della partita contro il Villarosa. Mette in mezzo arena la risposta di Benedetto. Milia calcia lui fuori. Aveva spazio e tempo Milia. Appoggio verso Schiavo, sbaglia il passaggio. Il nuovo entrato Solaro, il pallone del nuovo entrato Trapani, quasi fermato da Ferrara. Ancora va a lottare Falconeri, la rimessa per la Castelluccese, che nella prossima giornata andrà ad ospitare la Sant'Angiolese. Match più difficile rispetto a questo, mentre il Città di Casteldaccia andrà al Failla di Castelbuono contro la Supergiovane. Lì pure sarà una sfida abbastanza complicata, perché la Supergiovane, che questo weekend riposa, è imbattuta in casa, 7 vittorie su 7. Poi se ci si arriva a quell'appuntamento lì con un passivo del genere nella precedente partita, tutto diventa ancora più complicato. Fermato Guaiardito da Messina. Castelluccese assoluta padrona del campo in questo secondo tempo. Occhio a Solaro, disturbato da Guaiardito. Il recupero del Casteldaccia, pallone girato dall'Elfio verso Schiavo, pallone per Adelfio, calcia male. Tra i più solidi in casa Casteldaccia. Adelfio 3 attorno a lui, non riesce a uscire. Arena si prende il fallo. L'apertura di Rinaldi, fantastica per Milia, che evita l'avversario. Milia davanti il portiere, lo batte 7-0. Il gol di Milia, che arrotonda ancora di più questo
passivo gigante per il Casteldaccia. Cambio nei palermitani, esce Nicola Petruzzelli, al suo posto Carmelo Petruzzelli al debutto. Questo qui è stato il secondo gol per Milia, il primo alla quarta giornata, nel 2-2 nella casa della Sant'Angiolese. Adelfio scambia il pallone con Falconeri, che poi lo riconquista tramite rimpallo, fallo di Giovanni. Ha segnato l'Aspro intanto a Gliacca di Piraino contro il Gioiosa. 2-1. La partita così vicino può essere. Si perda! Aspetta! Stai un po' vicino. 3 in barriera, alla battuta Adelfio. Parte Adelfio, deviazione dalla barriera sopra la traversa, quasi ad ingannare Cavallaro, calcio d'angolo. Va a Barranca, la battuta del calcio d'angolo, pallone a rientrare, colpo di testa provato da Falconeri. Nessun tocco avversario, l'ultimo. Altra opportunità. Per il Casteldaccia, non da gol. E questa è un po' la cosa che fa riflettere. Squadra che ha accusato i colpi del 2, del 3, del 4-0 senza aver modo di reagire in quel lasso di tempo, perché i gol sono arrivati uno dopo l'altro. Tra l'altro gol che hanno indirizzato questa partita da 0-1 direttamente a 0-4, veramente in poco tempo. Di conseguenza la Castelluccese si è presa sempre di più il terreno di gioco. La più larga vittoria all'interno del campionato è stata ad opera del Geraci, con diversi 6-0, per esempio quelli a Villarosa e Super Giovane Castelbuono. Adesso il risultato più largo è questo qui della Castelluccese in trasferta contro il Città di Casteldaccia. Conclusione da fuori da parte di Solaro. La presa di Amorello, che vorrà dimenticare al più presto questo pomeriggio. Tra l'altro, in quella striscia di gol consecutivi della Castelluccese, nel giro di 5 minuti, c'è stato anche il super gol di Barberi, che
ha complicato dal punto di vista morale l'animo dei giocatori del Casteldaccia. Chi si stanca perde, quindi chi sta come Peppe ha perso. Neanche si gioca più in campo. Aspetto comprensibile. Non è che sarà il primo. Sarà il primo. Soltanto adesso la Castelluccese No, Peppe, si è fermata di giocare, perché una volta aver capito l'essere padrona del campo, nonostante questo fattore, ha continuato con Salerno che ha sfiorato più volte la tripletta, poi l'ha conquistato comunque, la seconda stagionale. Guaiardito, morbido, sponda di Schiavo a cercare Adelfio. Si ritorna però con il possesso biancorosso, nessun fallo su Salerno. Si lamenta un po' Cipolla dalla panchina. Ed è ufficiale il triplice fischio, 7-0 della Castelluccese contro il Città di Casteldaccia in trasferta. Risultato super pesante per il Città di Casteldaccia, che per adesso è senza allenatore in panchina. Castelluccese che invece si prende questa vittoria importantissima, si sgancia dallo stesso Casteldaccia a ridosso della zona playout e sale a 18 punti, e paradossalmente si avvicina alla zona playoff perché la classifica è veramente corta di questo girone B di promozione siciliana. Nel frattempo il San Fratello ha segnato con Delfio Calabrese su calcio di rigore, rimonta in casa della Sant'Angiolese 3-2. Con le altre partite che sono verso le fasi finali, Gorgonia Delia in vantaggio 1-0 sulla Pro Falcone, è sempre 2-1 tra Lascari Cefalù e Geraci. L'Aspra da poco si è portata avanti 2-1 a Gliacca di Piraino contro il Gioiosa, e poco fa il gol del San Fratello 3-2 casa della Sant'Angiolese. Città di Casteldaccia che la prossima settimana andrà a Castelbuono, altra sfida difficile contro la Super Giovane, che questo weekend ha riposato. Castelluccese che invece sfiderà la Sant'Angiolese in casa sempre domenica prossima. È tutto dal comunale di Marineo, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci. Saluto, buon rientro.